speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento dedicato a presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostra ospite in questa occasione Eva Liberalato, candidata per il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Bentrovata, grazie per essere con noi. Grazie a lei. Come dicevo, candidata nel collegio uninominale della Camera di Castelfranco, la sua città, e poi di tutto il comprensorio castellano, parte anche della provincia di Venezia. Eva Liberalato, questo territorio, come tutto il Veneto, ha sicuramente un tema sentito tra i cittadini, quello dell'autonomia, delle autonomie locali, della valorizzazione delle autonomie locali. In questo senso il Movimento 5 Stelle, il movimento che lei rappresenta, come si pone? È assolutamente favorevole, in quanto la maggiore autonomia degli enti più locali possibili, in particolare comuni e province, garantisce un contatto più diretto del cittadino con i soggetti che ha eletto a rappresentarlo sostanzialmente. Quindi permette anche al cittadino di avere un maggior controllo di quella che è la spesa pubblica e dei risultati che vengono ottenuti dalla spesa pubblica. È inutile che lo Stato versi i soldi alle regioni, che poi li versi ai comuni per la tassazione, come provento della tassazione, diciamo. Sarebbe più opportuno che direttamente la regione o il comune avessero, come è già previsto tra l'altro dall'impianto costituzionale, che semplicemente dovrebbe essere attuato in questo senso, che provvedano direttamente a richiedere una parte di gettito fiscale che li riguarda ai cittadini, di modo tale e spieghino ai cittadini come intendono utilizzare quel denaro, per realizzare cosa. In questo modo il cittadino avrà la possibilità di verificare se ha un buon team manageriale che svolge questo lavoro. Il suo territorio, un controllo anche più diretto, no? Esattamente. Poi lì posso se il vedere governo... se il sindaco mi ha chiesto i soldi per la strada, esatto, e poi non l'ha fatta. Se è riuscito a realizzarli, oppure se mi chiede una maggiore tassazione perché non ce l'ha fatta, vuol dire che c'è stata una mala gestio, quindi. Certo, tra l'altro potrebbe anche in qualche modo risolvere quell'impasse anche dei nostri comuni, spesso virtuosi da un punto di vista finanziario, ma che si trovano, almeno così lamentano un po' tutti gli amministratori, bloccati da vincoli finanziari. Esatto, invece se dessimo più possibilità agli enti di regolarsi, potrebbero farlo anche sulla base delle esigenze del territorio, che non sono certo uguali per tutti i nostri comuni, men che meno a livello regionale. Senta, è in corso una trattativa tra il Veneto e lo Stato centrale dopo il referendum dell'anno scorso, appunto, sull'autonomia. Le piace questa soluzione oppure insomma bisognerebbe cambiare completamente strada? Diciamo che può essere anche valida l'idea di un'autonomia al Veneto, nel senso che il Veneto è una regione trainante che ha le sue prerogative, ma diciamo che questo è queste caratteristiche ci sono in ogni singola regione, quindi se volessimo, io ritengo che possa essere pensato sempre in termini di delocalizzazione, di autonomia a livello fiscale, di ancora autonomia a livello governativo, ma è già previsto, ripeto, all'interno del nostro impianto costituzionale. Se venisse attuata quella, secondo me i cittadini potrebbero già godere di benefici molto importanti. Senta, cambiamo leggermente argomento, ma rimaniamo comunque naturalmente in tema, visto che parliamo di istituzioni. Lei è al suo esordio in politica. Il Movimento 5 Stelle ha fatto proprio poi una delle sue bandiere, quella della riduzione anche dei costi della politica, dei politici di professione. Sì. Ecco, lei condivide questa battaglia, cioè bisogna ridurre insomma il numero dei parlamentari, ridurre i vitalizi, intervenire su questi famosi costi della politica? Sicuramente. Che i parlamentari siano troppi è evidente. Rispetto a qualsiasi altro Stato europeo siamo in forte esubero. Altrettanto i vitalizi, che dovrebbero essere, non è che l'attività non debba essere remunerata, è corretto, come qualsiasi lavoro deve essere pagato e deve garantire che al momento della cessazione venga data la possibilità di avere una pensione, ma deve essere sulla base di contributi versati, come per qualsiasi altro lavoro, altrimenti diventa un privilegio di casta che io da cittadina non ho nessuna intenzione di portare avanti.
Grazie a Eva Liberalato, candidata del Movimento 5 Stelle nel collegio di Castelfranco, della Castellana e poi anche di Scorzè, Martellago e Noale. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi appuntamenti dedicati agli spazi di approfondimento in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.